Buon anno a tutti, questa è la prima puntata del 2026 e quindi diamo il benvenuto ai viaggiatori della conoscenza, ai nostri amici. E questa sera tratteremo una runa che si chiama Gebo, che è la runa dell'etica, nominata come il dono. E prima di far entrare il nostro Flavio, partirà la sigla in modo da darvi il tempo per mettere un mi piace anticipato, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Prego la sigla. Eccoci Flavio, carissimo, ben trovato e buon anno anche a te. Come stai? Grazie, bene, bene. Ho già attraversato il periodo influenzale, quindi mi sono tolto il problema e Bravo. adesso il 2026 lo iniziamo con nuovo vigore e grande spinta, nonché desiderio di accontentare i nostri ascoltatori. Bene. Quindi, quindi hai già delle domande in anteprima? Ma No, assolutamente sì, dai, perché parti dopo subito. l'ultima puntata mi sono sovvenute un po' di domande. Allora, io ti avevo chiesto come avevate fatto a trovare sulla pelle la posizione esatta dei mondi, no? Tu mi avevi detto per grazia ricevuta, ma in realtà Sì. volevo capire meglio questa grazia come ha agito. Ce l'hanno raccontata direttamente gli Aesir con la loro buona volontà, no, nel senso che ci sono delle zone particolarmente della pelle umana che sono particolarmente ricettive e poi c'è il discorso della sintonizzazione per cui tramite quell'area scanner che legge le immagini che vengono poste, quindi identifica il tema della ricerca, rende più facile rintracciare le posizioni e nel caso specifico, se vogliamo fare addirittura uno spoileraggio della situazione, tramite la posizione di questa immagine con l'intero albero cosmico norreno, si è evidenziata arrossandosi la placca del mondo Mannheimer, che è quella degli uomini, che è la numero 7, quella centrale. Pertanto, essendosi arrossata quella, poi abbiamo cercato nei dintorni come si potevano posizionare le altre, che tra l'altro dovevano grosso modo rispettare anche il disegno della Costituzione, quindi ce ne saranno state alcune sopra, alcune sotto, al momento non sapevamo ancora che fosse quella centrale, ma per fortuna ci ha dato proprio il centro della situazione e quindi è stato abbastanza semplice riuscire poi a identificare le altre. Ovviamente ogni persona ha, a seconda della disposizione fisica del suo bicipite, ha una cosmologia un po' più larga e bassa, un po' più allungata per i soggetti longilinei, comunque grosso modo sono posizionate nella stessa maniera. Di solito addirittura da un incontro all'altro, siccome noi lasciamo passare circa un mese prima di rifare un Mhm. lavoro sull'albero cosmico, ci sono magari dei leggeri spostamenti perché noi le evidenziamo con il pennarello e gli facciamo anche una fotografia. Ci sono dei leggeri spostamenti molto interessanti e simpatici perché con l'avvicinarsi dell'inverno, per cui il Sole ha una traiettoria più bassa, i quattro mondi 1, 5, 2 e 3, quelli che ruotano sull'orbita, quest'orbita si schiaccia, Certo. diventa un'ellisse più basso e più largo. Quando invece ci si avvicina al centro dell'estate, per cui al 21 di giugno, si alza proprio come fa la traiettoria del Sole. Sì, È che storia. abbastanza simpatico averlo potuto verificare sperimentalmente che in effetti quest'orbita ha un'attinenza con il Sole. Ovviamente con l'orbita, quella
geocentrica che vediamo noi, perché il Sole si fa gli affari suoi, però dalla Terra noi la vediamo in quel modo. Come avete fatto a far cioè come si è arrossata la parte, diciamo, che corrisponde al Mannheimer? Cioè, avete fatto sull'area scanner, che cosa avete, Abbiamo diciamo, posizionato l'immagine che ho appena lanciato in sovraimpressione con l'albero cosmico, ok, e la pura lettura di questa immagine insieme alla stimolazione della placca dell'inconscio, per cui abbiamo aperto la porta dell'inconscio in modo che potesse manifestarsi qualcosa che non appartiene alla sfera razionale, e automaticamente da sola si è creato che roba. questo arrossamento che ha permesso di identificare la prima delle placche. Le altre sono state cercate tutte da piccoli geometri Certo. andando a muovere lo strumento di rilevazione dove prevedevamo che avrebbe potuto essere più possibile trovare le altre posizioni. Ok. Ok, grazie. Questa Sì, era la prima di domanda. E la mm, seconda, ma ad esempio, non so, uno dice voglio agire, oppure il corpo o il tuo inconscio insieme al tuo corpo richiede un intervento e quindi una stimolazione della runa numero 6 piuttosto mm, che la 5. mm. Ok, viene fatta sul disegno dell'albero norreno o cioè in che modo viene Sì, sì. agita questa? Allora, viene fatta sull'albero norreno, e in effetti la tua domanda è molto pregnante perché permette di fare un'osservazione. Queste posizioni che vanno a richiamare determinati effetti di tipo emozionale psichico, perché la spinta è sul determinare l'accettazione di alcuni cambiamenti e una direzione da intraprendere, per cui entra la parte emozionale che sarebbe un ostacolo perché emozionalmente tutte le cose nuove diventano difficili da gestire, perché l'avventura non fa parte in modo molto ampio della normalità umana, si cerca di mantenere uno stato di stabilità, ma soprattutto entra in azione lo spostamento verso la presa di coscienza di questa scelta e la volontà tale da far sì che la presa di coscienza diventi realtà. Quindi il passaggio è, di solito quando facciamo le indagini, è il corpo stesso che chiede quello che ci sarebbe bisogno. Però nel caso eventuale di una scelta personale dove il soggetto si ritrova in condizione di dover scegliere, non so io, un trasferimento in un posto lontano, per cui quando abbiamo parlato del carro che parlava dei viaggi, ecco, in quel caso si potrebbe lavorare sulla runa del carro, per cui le due posizioni che identificano questa runa, per chiarire la visione del soggetto in modo che la scelta sia la più opportuna possibile, nel senso dell'allineamento tra il destino personale e il volere del fato. Ok, Perché se noi rispondiamo come microcellule di un intero universo in modo equilibrato con quello che sarebbe il destino universale, l'universo ci ricompensa dicendo hai fatto bene, te lo dimostro. Quindi non si può sapere a priori, quindi, per cui la scelta deve essere basata su una volontà e su una presa di coscienza abbastanza importante. Non può essere un capriccio, perché nel certo. caso del capriccio il fatto non corrisponde, quindi arriva una legnata sul collo e il caso si risolve, perché anche nel caso specifico c'è una comprensione che dice forse non era così che si faceva. Però diciamo che il concetto è quello.
Ma la direzione, cioè se per influire se, se è un senso unico oppure se è un senso inverso, come si fa? Consiglio di seguire sempre il senso unico, Ah, ok, perché è il più facile da gestire. Richiede perseveranza, costanza e convinzione, ma non pone di fronte alla prova iniziatica. Alcune prove iniziatiche escono dopo che il soggetto ha già fatto un percorso abbastanza lungo, per cui quando si è strutturato, quando ha rinforzato la propria capacità di applicare la volontà personale, allora a volte possono capitare le indicazioni della prova iniziatica. Generalmente si evita di fare una cosa del genere, a meno che non sia sfacciatamente evidente questa necessità e che ci sia il consenso da parte del soggetto. Perché se il soggetto certo, dice no, io ho paura, no, lo si chiaro. evita. Questo Bene, bene. è un Bene, fatto etico di allora lavoro. direi che possiamo proseguire il nostro viaggio nel Futhark, nell'alfabeto norreno. Con la prima runa di oggi e finalmente vi do una buona notizia, questa runa è a doppio senso di marcia, per cui le differenze che ci sono tra seguirla in questo modo, per cui partendo da Vanheim, che è il paradiso terrestre, il mondo dell'abbondanza, eccetera, eccetera, per arrivare al 6, che è il rigore e l'etica, e il percorso che faremo, che vedremo in senso opposto dopo, le differenze sono abbastanza limitate. Dico abbastanza perché qualche differenza ovviamente c'è, però perlomeno l'invocazione è la medesima, uguale, identica, il tipo di scelta che verrà proposta è similare, per cui queste vie a senso unico sono quelle che noi identifichiamo come legate al libero arbitrio. Vengono proposte due possibilità, una sarà quella fortunata, l'altra sarà quella che invece non è particolarmente propizia, però viene sempre proposto di fare una scelta. E quando dico viene proposto, non è un'invenzione della mente, è che vengono fatte veramente due proposte. Per cui una può essere corretta ed etica e l'altra può essere un pochino meno, diciamo, raffinata dal punto di vista della morale della persona. Questa prima runa, che si chiama il dono, che è Gebola numero 6, vede appunto come punto di partenza un mondo, Vanheim, che è il mondo dell'abbondanza. Abbondanza vista come il paradiso terrestre, per cui praticamente non c'è bisogno di fare niente e la frutta ci cade in testa da sé. E questo ovviamente può presentare la tentazione che è legata proprio con il percorso runico. Una strada di pigrizia e l'altra strada invece di rispetto delle regole etiche. Quindi una dirotterebbe, l'altra invece accetterebbe il consiglio degli elfi chiari, che è quella di mantenere un rigore etico-morale intoccabile, indissolubile. Ok? Sì. Quindi il tipo di lavoro suggerisce che si tratta, come sempre, perché qui lo specifico lo dettaglio ulteriormente, di lavorare su un'analisi interiore. Quindi non è come giocare alla roulette che se esce il numero giusto siamo a posto ed è un colpo di fortuna. Qui ci deve essere una ricerca e una correttezza anche della volontà personale e quindi si tratta sempre di analizzare se stessi e questa analisi interiore condurrà a valutare i concetti di ordine, coerenza e moralità. Per cui ordine sono le priorità, la coerenza è la scelta appunto della propria strada in sintonia con quello che siamo e non con quello che ci piacerebbe essere, e la Mhm. moralità è il non danneggiare gli altri, ovviamente. L'attenzione che si deve porre in questo caso è che ci potrebbe essere una proposta che sopravvaluta, anzi che sfrutta la nostra avidità per cercare di avere di più di quello che è il nostro impegno profuso. Quindi
il diavoletto tentatore è quello che dice: ma sì, dai, non star lì a sbatterti più di tanto, prendi la cosa che ti offre di più e che ti richiede il minore sforzo. Mm. Se questa scelta non corrisponde a quello che noi siamo, perché quello che noi siamo deve essere utile per il prossimo, altrimenti non saremmo una società, un'umanità, eccetera, eccetera. Quindi, in questo caso, la tentazione sarà la strada comoda, che potrebbe essere la fregatura, la strada giusta, che potrebbe richiedere un po' più di impegno, ma che condurrà effettivamente all'ottenimento del successo in pratica. Attenzione alle tentazioni, non è il favore degli altri che deve essere ricercato, quindi non deve essere il consenso, ma più del consenso ci dovrebbe essere la collaborazione, il reciproco vantaggio, reciproco addirittura in termini di società un po' più ampia, non è prevista una società di 2 persone, ecco. Per cui dobbiamo renderci utili. La divinità alla quale ci rivolgiamo, ovviamente lo dico io perché lo so, ma in realtà è abbastanza ovvio, è una divinità Asi che proviene dal mondo Vana. Quindi dal mondo del paradiso terrestre, dove c'erano queste divinità precedenti all'instaurarsi del regime degli Asi, c'erano già delle divinità che gestivano questo paradiso in pura sintonia con la natura. Alcuni di questi, quando c'è stato il precedente Ragnarok, quindi il precedente passaggio di consegne, Mhm. hanno accettato le regole degli Asi, che erano più elevate, sono stati accolti, sono diventati degli Asi pur provenendo dal Vanheim. Per cui sono delle divinità Asi che gestiscono le forze della natura. Quindi hanno mantenuto il loro contatto con la natura, ma lo gestiscono da un livello superiore. Questo soggetto al quale ci si deve rivolgere si chiama Freyr. La divinità alla quale ci si rivolge, che è questo Freyr, richiede la solita frase che è decisamente esplicita, perché recita: un dono richiede un dono, sicuramente Ah, il reciproco vantaggio, e finisce con devo rifondere ciò che chiedo, per cui devo mettere dell'impegno per ottenere il mio risultato. Adesso rimuovo un attimo, ecco qua, l'immagine e do un accenno per quello che riguarda la divinità Freyr. sì. Allora, questo simpatico soggetto, che è definito come dio della bellezza e della fecondità, d'altra parte arriva dal paradiso terrestre, quindi non è che può essere uno scarognato qualsiasi, concede pace e piacere ai mortali, quindi distribuisce un po' come la cornucopia, regala pace e abbondanza, è in grado di dominare sulla pioggia, sullo splendere del sole e sul raccolto dei campi, quindi la pioggia nel senso di nutrimento della terra, quindi rendere produttivo il terreno in modo che questo paradiso terrestre rimanga sempre abbondante. E appartiene alla stirpe dei Vanir, come dicevo prima, e poveretto, nel momento in cui il Ragnarok, quindi la fine della gestione degli asi, arriva al culmine, affronterà addirittura Surtr, che era la divinità del mondo del fuoco, e ci lascia la pelle e quindi soccombe alle fiamme lanciate da Surtr. Quindi tutto questo per un eccesso di generosità, perché addirittura aveva regalato il suo cavallo ad altri e quindi non aveva più le potenzialità che avrebbe potuto avere. Il termine generosità ovviamente fa sempre il paio con il paradiso terrestre, che è il mondo da cui arrivava, quindi niente di strano che sia caduto in un eccesso di generosità. È tra l'altro il fratello della divinità alla quale ci rivolgeremo nella prossima puntata, perché Freyr è il fratello di Freya.
sono le due divinità, le polarità maschile e femminile della natura. Se dovessimo prenderlo nella natura, anche lì c'è la fecondazione del fiore per avere i frutti, eccetera, eccetera, ci sono le due polarità anche in quel caso. Per cui il percorso da questa abbondanza verso l'etica richiede di non di essere pigri, ma di affrontare le cose sulla base di una giustizia che è ispirata appunto dagli elfi chiari. Diciamo la via di ritorno, perché abbiamo detto che si assomigliano tantissimo, è dagli elfi chiari al mondo dei vani. Qui in questo caso c'è l'etica che diventa dominante addirittura sull'abbondanza e sull'ottimismo che arrivava dal mondo dei vani. Quindi la prova che potrebbe, anzi la scelta che potrebbe capitare, può tirare in ballo qualcuno che addirittura sia ingannevole e che faccia gioco e che giochi pesantemente sull'ottimismo dei vani, perché nel paradiso terrestre c'era poco da essere pessimisti, ovviamente, quindi diciamo un pochino ingenui. E Sì. pertanto, mentre nel caso precedente il demone era quello della pigrizia, questo demone che potrebbe infiltrarsi è quello dell'eccesso di fiducia, perché ce la facciamo raccontare bene e poi in realtà sotto c'era una fregatura. Cioè praticamente il venditore ci ha proposto un oggetto che valeva molto meno del bel disegno che ci aveva fatto, e quindi abbagliandoci un po' come gli specchietti per le allodole, ecco, una cosa del genere. L'invocazione è la stessa, un dono richiede un dono, devi rifondere ciò che chiedi, e sempre rivolto a Freyr. Un'altra cosa che potrebbe essere collaterale di tutte e due i due percorsi sulle rune è che in effetti trasversalmente c'è anche una sfumatura di veggenza, per cui quando parlavo di inganno che potrebbe essere nascosto sotto le parole infingarde di qualcuno, ecco, in realtà questa stimolazione permette di avere una marcia in più nel non farsi ingannare, come Ok. c'è la marcia in più anche nel non essere eccessivamente avidi. Ecco, Mhm. diciamo che l'aiuto c'è, non viene soltanto proposta la scelta, ma c'è anche un surplus di anticorpi che vengono forniti dalla runa stessa. Certo. Senti, ci dici anche sui quattro livelli fisico, eterico, astrale, Ok, causale? la Che effetti hanno? precedente, che era quella che andava da 3 a 6, fisicamente potrebbe riguardare un periodo di disintossicazione o di purificazione, Mm, coinvolgendo anche non soltanto l'alimentazione, ma anche lo stile di vita. Etericamente è un periodo per cui come energia vitale dedicato al recupero delle forze, per cui è di nuovo una purificazione, un riposo che lascia andare il passato e gli sforzi che sono stati sostenuti in precedenza verso un ricominciare l'esistenza. È anche simpatico che ne parliamo all'inizio dell'anno, perché infatti. effettivamente è un nuovo inizio anche quello. Dal punto di vista emozionale potrebbe essere un incontro con una persona particolare che o aiuta oppure mette alla prova il nostro equilibrio emotivo. E dal punto di vista invece del sé superiore, per cui della coscienza più raffinata, potrebbe esserci una fratellanza, il riconoscere una fratellanza o una particolare vicinanza in termini etici con qualcuno che conosciamo o che potrebbe essere una nuova conoscenza. Quindi non si tratta di seguire un guru, quanto di riconoscere che rispecchiarsi in quest'altra persona, riconoscere che abbiamo anche noi determinate attitudini che nell'altro lo vediamo facilmente e dentro di noi non l'avremmo
avuto la possibilità di vederle. Nel percorso inverso praticamente sono le stesse cose, viste da un angolo leggermente differente, ma in realtà la Sì. situazione è la stessa. Sì, si era detto che son praticamente simili, sì. No, mi piace molto l'aspetto che si diceva prima, cioè un dono richiede un dono. Eh sì, perché in realtà il concetto di generosità che avevamo visto già nella prima runa era legata alla sovrabbondanza, quindi non so neanche cosa farmene e pertanto lo regalo, perché dovrei buttarlo via. Un domani, se avrò bisogno, qualcuno sarà riconoscente e me lo restituirà. Qui invece è immediato, cioè c'è Sì. proprio un concetto, io sono bravo a fare questo in questa opera e tu compensi la mia carenza perché sei bravo a fare l'altro pezzo che sarebbe indispensabile per raggiungere la meta. Quindi è proprio un concetto societario sull'immediato. A livello diciamo, il regalo da parte degli dei, che cosa potrebbe consistere? Ci sono 2 regali da parte degli dei, che noi chiamiamo dei, poi in realtà sappiamo che è tutta opera nostra interiore, quindi sono aspetti della nostra personalità. Il primo regalo è quello che viene offerta la scelta e qui Mhm. sulla scelta ne ho un elenco che posso risparmiarmi di tirare fuori e di sciorinare adesso, ma non dico sull'immediato, ma ci manca veramente poco, nel senso che dopo 3 o 4 giorni succede che vengano fatte 2 proposte alle quali porre particolare attenzione per fare la scelta. Il secondo dono è che invece è più a medio termine, è che effettivamente uno si accorge che nonostante, per esempio, abbia profuso dell'impegno per raggiungere quel risultato, quell'impegno pesa molto meno di quello che pensavamo. Ah, Cioè, è un impegno leggero. È un po', ogni tanto faccio l'esempio, ci sono dei posti di lavoro dove le 17 che sono l'ora in cui suona il campanello non arrivano mai, e delle altre occupazioni in cui, vale per i bambini, vale anche per gli adulti, le ore passano come se non fosse successo niente. Ecco, il carico dipende dalla sintonia di quello che stiamo facendo con quello che siamo. E il secondo dono, appunto, è che ci si accorge che effettivamente, nonostante sia stato impegnativo, ci è piaciuto fare quel gioco e quindi siamo contenti. ok. È una soddisfazione interiore che poi, tra l'altro, viene mantenuta anche nel tempo, non è un lampo, una Mm. lampadina che si accende e poi si spegne. È che proprio sono contento di questa scelta. Bene, Flavio, io non credo di avere altre domande perché sei stato molto esauriente, come sempre. E quindi, se sei d'accordo, diamo l'appuntamento ai nostri amici alla prossima runa? A distanza di una settimana con la prossima runa. Va E, a- bene. e anche in questo caso facciamo un'anticipazione, sarà di nuovo destinata alla scelta. Quindi Ah, per il momento abbiamo finito di sbattere, di sbattere contro le prove iniziatiche, ma siamo nell'ambito di quelle che venivano chiamate le rune eterne e te. nel lessico, sì, per cui sono quelle dove in effetti il libero arbitrio fa parte dell'eternità, teoricamente dovrebbe esserci sempre stato e sempre ci sarà. Anche perché noi adesso leggevo da qualche parte, non mi ricordo, ma noi ogni giorno faremo tipo, non so, centinaia di scelte ogni giorno, quindi è Eh più sì, che mai, sono più che mai eterne, è vero, è vero. certo. Anche nelle Ottimo, quindi piccole cose. sì, sì, certo, certo. Quindi dai, non vediamo l'ora di sentire anche la prossima runa, quindi diamo l'appuntamento la prossima settimana, ti mando un grosso saluto e rinnovo gli auguri di buon anno. Buon anno anche da parte mia e soprattutto
Se ci sono domande noi siamo qui per rispondere, qualche domanda è arrivata, essendo personale ho risposto tramite mail, però se ci fossero degli argomenti che possono riguardare un po' più un ampio pubblico, lo potremmo fare addirittura in diretta. Quindi Molto buon volentieri. anno e arrivederci alla prossima. Grazie Ciao. Gianluca e iscrivetevi a sto Eh canale. sì, dai. Sta crescendo bene, facciamolo crescere ancora Bisogna meglio. innaffiare questa piantina che è Esatto. ancora piccola. Ciao. Alla prossima. Un'iscrizione, un mi piace, una condivisione sostengono il canale.